per esempio il suo arrivo a Milano, perché si sa, a Milano fa freddo. Ci fu prima un consiglio di famiglia, dice, perché io dovetti andare a Milano per studiare direzione d'orchestra e composizione al Conservatorio di Milano dopo essermi diplomato in pianoforte al Conservatorio di Napoli. Il Conservatorio di Napoli, che è uno straordinario convento, edificio con dei chiostri meravigliosi, è uno dei conservatori più strepitosi al mondo dal punto di vista architettonico, poi in una città piena di sole, piena di vita, piena di canti. E io amo molto Milano e tutto questo non è una critica a Milano. Naturalmente mi avevano comprato la sciarpa di lana, mi avevano comprato pure un cappello, ma aveva un cappello, un borsalino. Mi avevano portato il borsalino e io mi misi questo cappello, arrivai a Milano e arrivai alle 6 del mattino di un 2 novembre, il giorno dei morti. Sì, diciamo proprio. E mi venne in mente quando aprirono lo scompartimento di quei treni, allora non è come la Frecciarossa di adesso, e arrivai. Non so se fu la sensazione, un freddo spaventoso, una nebbia mostruosa, non si vedeva niente e mi sembrava così il film di Totò, Peppino e la Malafemmina, non si vedeva niente. Allora andai direttamente al conservatorio e andando al conservatorio vidi questo conservatorio che all'aspetto, all'esterno, è molto diverso da quello di Napoli, è bellissimo, però sembra una piccola casa e tutto le palme, il busto di Beethoven a Milano che c'era a Napoli mi mancava quel calore, quella cosa, e però quando entrai dentro trovai un mio vecchio amico napoletano che avevo conosciuto a Napoli, che lavorava ai telefoni per mantenersi lì economicamente e studiava chitarra classica, un certo Domenico d'Aquino che non ho più visto e da allora. Però con una verve particolare proprio napoletana, e lui mi incontrò con questa sciarpa intorno e questo coso in testa e mi disse: "Oi Ricca, ma che hai fatto?" Ho detto: "Niente, che hai fatto?" Dice: "No." Poi indicando il cappello dice: "Ma tu mi pare Bariel." E naturalmente la mia risposta naturale fu: "E chi è Bariel?" Scusate, lo devo dire, perché lo dico nel libro. E lui rispose: "Oh cazzo con cappiello." E allora presi il cappello e da allora non l'ho più messo. Anche nell'inverno scorso a Chicago c'erano 30 gradi sotto zero, ma niente cappello, assolutamente niente. No, ma per dire... Sa maestro, deve sapere che in questi giorni io con gli altri autori del programma eravamo molto in dubbio se farle questa domanda, perché ovviamente noi volevamo che lei arrivasse lì, ma chi osava capito, portarla sino al cappello, per l'appunto? No, ma vabbè, quindi... si parla di una cosa che fa parte del corpo umano. Quindi... Spesso. Parlando sempre della stessa cosa, per dire degli episodi di una vita e anche di questo spirito napoletano, lo stesso individuo, lo stesso ragazzo, un giorno si trovava in portineria al Conservatorio di Milano e c'era il maestro Votto. Il maestro Votto era molto toscaniniano, non solo è stato un grande direttore che è stato 50 anni alla Scala, ma molto severo, non sorrideva mai, pur avendo un cuore straordinario. E mi ricordo che lui entrò in portineria, il maestro, e col suo paltò grigio, severissimo, i suoi occhialini così, e disse al portiere: "Mi chiama per favore un tassì." E questo ragazzo napoletano dice: "No, maestro, ma vi porto io a casa, gli tengo la macchina, qua fuori, vi porto io a casa." E lui rispose: "Io prendo solo macchine a pagamento." E il ragazzo rispose: "Ma perché credete che io vi portavo senza niente?"